mentre era in casa, vittima della rapina nella tarda serata di ieri a Saonara, un pensionato di 68 anni, caccia ai banditi fuggiti con 5.000 euro. Una lite tra colleghi è sfociata in un accoltellamento alle poste di via Torino a Mestre, 40enne grave in ospedale. L'aggressore, un postino di 62 anni, è stato arrestato. Green Pass europeo, via libera da Strasburgo, bene così, anche se in ritardo il commento di Zaia nelle ore in cui il Veneto si è superata la quota del 1 milione di immunizzati che ha ricevuto sia la prima che la seconda dose. I 150 km del litorale veneziano sono puliti e sicuri, lo certifica il progetto Costa Veneta Zona Blu presentato questa mattina a Jesolo. La regione e gli operatori è il nostro biglietto da visita per l'estate. La tragedia del 28enne cantante di Rosà, stroncato da una leucemia fulminante all'ospedale di Bologna. Venerdì l'autopsia sul corpo, il sindaco del suo paese è ancora scosso. Liliana Segre non avrà la cittadinanza onoraria di Arzignano. L'amministrazione spiega che la senatrice non ha legami diretti con la storia della cittadina vicentina. Sulla questione però è esplosa la polemica. Sarà un 13 giugno di rinascita e fratellanza, quello che i frati della Basilica si preparano a vivere nella festa di Sant'Antonio a Padova. Domenica la maratona del gruppo Media Nord-Est, diretta dall'alba per raccontare tutte le emozioni di una giornata unica. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito in primo piano, la cronaca, picchiato con un bastone e legato mentre era in casa sua, vittima della rapina avvenuta nella tarda serata di martedì a Saonara, un pensionato di 68 anni. Sentiamo. È un orario che chiudo anche io a letto perché sono solo anche me. Io stavo 2 anni fa quando mi... Sentito niente, stamattina avevo aperto il balcone dietro e sento che mi chiama lì, è un piacere che mi porti il legnaro dei carabinieri. È preoccupato Luciano, cugino di Roberto Benetazzo, il pensionato di 68 anni rapinato martedì sera intorno alle 22:40 nella sua casa di Saonara. A Luciano è toccato 2 anni fa, la scorsa sera è stata la volta di Roberto. Era in casa da solo quando 2 persone sarebbero entrate da una porta lasciata aperta, avevano il volto coperto e uno era armato di pistola. Un'azione veloce. Una volta in casa i 2 hanno colpito il pensionato con un bastone, gli hanno spruzzato contro uno spray al peperoncino e poi lo hanno legato mani e piedi, riuscendo a fuggire con 5.000 euro in contanti a bordo dell'auto del poveretto. Mi ha detto una cifra che l'aveva preparata così, che doveva fare i pagamenti, ma... Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco che stanno conducendo le indagini. Medicato dal 118, Roberto Benetazzo è stato sentito in queste ore dagli investigatori che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza del comune. A spiegarlo il sindaco di Saonara, Walter Stefan, che ha portato alla famiglia Benetazzo la sua solidarietà. Noi abbiamo circa 30 telecamere nel territorio che sono utilissime poi alle forze dell'ordine, tra cui le ultimissime che abbiamo messo su anche con la lettura targhe. Dico che settimanalmente vengono le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria nella nostra postazione a controllare appunto i vari movimenti. L'auto del pensionato è stata ritrovata abbandonata. Nei piccoli paesi si riaffaccia la paura. Eravamo abituati che si lasciavano le porte aperte una volta, ecco, queste cose sono passate, dobbiamo prendere atto e essere un po' più guardinghi, più attenti in tutto. Ed ora ci spostiamo nel veneziano, una lite tra colleghi è sfociata in un accoltellamento alle poste di via Torino a Mestre. L'aggressore, un postino di 62 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Forse all'inizio sarà persa come una di quelle liti che possono avvenire sul posto di lavoro, ma poco dopo i 2 colleghi si trovavano uno sotto osservazione al pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo con diverse ferite da taglio sul corpo e l'altro sottoposto a fermo di polizia. È successo poco prima delle 10 di mattina alle poste di via Torino a Mestre. Le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi di ciò che era apparso in un primo momento. Ora sarebbe fuori pericolo. Le sue condizioni sono date in via di miglioramento. Via Torino a Mestre ospita il centro direzionale di Poste Italiane per il Nord-Est e all'interno di questa autentica cittadella, nel centro di smistamento che questa mattina è avvenuta l'aggressione. È accaduto qui, tra dipendenti che lavorano a stretto contatto ogni giorno. Al culmine della lite, un portalettere di 62 anni ha estratto un coltello che portava all'interno del proprio marsupio, sferrando in rapida successione 2 colpi all'addome e 2 colpi al collo del collega, uno smistatore di 37 anni.
I primi ad intervenire sono stati altri colleghi. Sgomenti e sbigottiti hanno prestato i primi aiuti al ferito. Erano reduci da un corso di pronto soccorso e sono riusciti a tamponare le ferite e gestire l'emorragia mentre arrivava il 118. Ad intervenire immediatamente è stata anche la polizia postale, che si trova a pochi passi, bloccando l'aggressore che nel frattempo era tornato alla propria postazione di lavoro e che è stato arrestato per il tentativo di omicidio aggravato. Ed ora invece parliamo del Green Pass europeo. È arrivato il via libera da Strasburgo, bene così, anche se in ritardo. Il commento del governatore Zaia nelle ore in cui in Veneto si è superata la quota del 1 milione di immunizzati veneti che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose. Bella notizia, sempre da buoni ritardatari, ma bella notizia, si doveva fare qualche mese fa. Consideri che io sono stato il primo a livello europeo, ma lo posso dire, penso ancora alla volta di aprile scorso, quindi sto parlando del 2020, quindi aprile 2020, più di un anno fa, a parlare di passaporto sanitario. Vi ricordate quanti attacchi ho avuto? Oggi si parla di Green Pass e si chiede Green Pass. Come quando parlai del virus che poteva essere artificiale, uscito da qualche laboratorio, mi presi un sacco di attacchi, adesso parlano tutti del virus artificiale. Il parallelismo è quanto mai di attualità con l'arrivo in Europa del presidente americano Joe Biden, intenzionato a capire le vere cause della pandemia, e a poche ore dall'ok del Parlamento di Strasburgo al Green Pass, il certificato vaccinale che permetterà di muoversi all'interno dell'Unione Europea a chi è stato già vaccinato, ai guariti e a chi risulta negativo al tampone. I certificati cartacei e digitali dovranno poi essere uniformati in tempi record in tutti i paesi. Il Veneto, ribadisce Zaia, è pronto ad adeguarsi. Noi cerchiamo di organizzarci, abbiamo una fortuna, abbiamo un'anagrafe vaccinale, abbiamo una storia sanitaria di ogni cittadino, per cui saremo in grado di fare la stampa dei certificati qualora fossero richiesti. Green Pass che farà la differenza non solo nel settore del turismo ma anche nel comparto collegato delle discoteche che vanno verso la riapertura a luglio. Spero che si possa pensare a una riapertura in sicurezza, valutando che i vaccinati possono andarci, valutando che chi ha fatto il tampone possa andarci o chi ha avuto la malattia. Le dirò che in Veneto noi stiamo vaccinando alla grande, per cui siamo in grado anche di fare in modo che molti possano avere titolo per partecipare. Vi ricordo che le discoteche non sono un vezzo, sono un settore economico importante, sono parte integrante della prima industria del Veneto, che è quella del turismo. L'intrattenimento è uno degli elementi di cardine, una delle colonne portanti dell'offerta turistica del Veneto. Proprio in queste ore del resto si è superata la soglia non solo psicologica del 1 milione di veneti immunizzati, quindi con prima e seconda dose. Le vaccinazioni hanno cambiato il corso della storia. I vaccinati non tornano ovviamente negli ospedali. Campagna che almeno in Veneto continuerà a prescindere dalla formula utilizzata altrove dell'open day. Noi siamo stati attaccati perché non facciamo gli open day. Ognuno fa quello che vuole ed è legittimo farli. Noi abbiamo fatto la scelta di dare AstraZeneca e Johnson & Johnson agli over 60. Una scelta che abbiamo fatto noi. Riusciamo comunque a vaccinare tutti i nostri ragazzi con Moderna e Pfizer. Però abbiamo fatto questa scelta, lo si sappia, quindi non venite ancora a chiedermi dell'open day perché non lo facciamo. Formula vincente non si cambia in attesa delle nuove dosi annunciate dal commissario Figliuolo. Siamo la prima regione d'Italia, la prima grande regione ad aver avuto riconoscimento di zona bianca, e quindi siamo la prima grande regione italiana ad aver cessato anche il coprifuoco, il che non vuol dire che dobbiamo fare la festa della liberazione. Dunque ottimismo per la fine di un incubo durato 16 mesi, ma i gestori delle discoteche sollevano alcune perplessità sulle modalità di apertura grazie al Green Pass. Ci viene data la possibilità di ripartire. Speriamo che sia dai primi di luglio per poter anche noi riprendere un po' di ossigeno, diciamo così. Si è imboccata la strada che porterà alla ripresa delle serate in discoteca dal 1 di luglio grazie al Green Pass, ma i dubbi non sono ancora dipanati per i gestori delle discoteche. Gli imprenditori del divertimento sono preoccupati per le regole relative alla capienza, all'uso delle mascherine e soprattutto all'eventuale imposizione di mantenere la distanza di 1 metro. Se su una capienza ridotta i gestori sarebbero pronti a trattare, sulle mascherine obbligatorie e sempre e soprattutto sulla distanza mentre si balla sarebbero perplessi sul da farsi. Il protocollo proposto dai gestori prevede che le mascherine si indossino per accedere ma che si possano togliere per ballare. Si dovrebbe poter aprire anche al chiuso con una riduzione di capienza del 20%.
ci stiamo battendo anche per evitare l'uso della mascherina, in quanto sarebbe veramente difficile farla tenere su ai nostri clienti. Riguardo ai vaccini, per ottenere il Green Pass sorge un altro dubbio. La campagna vaccinale procede bene, ma un giovane per fare 2 dosi di vaccino dovrebbe aspettare tempi troppo lunghi. Ovviamente per noi attendere anche il termine della vaccinazione con le 2 dosi si va un po' in là coi tempi, quindi anche per noi aprire si potrebbe rischiare di avere poco pubblico e noi abbiamo bisogno di grossi numeri perché le strutture sono molto grandi e chiaramente con poche persone non ne vale neanche la pena di aprire. I 150 chilometri del litorale veneziano sono puliti e sicuri, lo certifica il progetto Costa Veneta Zona Blu, presentato questa mattina a Jesolo alla presenza del governatore Zaia. Blue Zone sulle spiagge della costa veneziana. Significa arenili puliti e sicuri, sanificati secondo protocolli certificati nel rispetto dell'ambiente. Il presidente Zaia ha presentato a Jesolo il progetto Costa Veneta Zona Blu, definendolo un biglietto da visita per le nostre spiagge. Si tratta di un protocollo d'intesa con la rete Venice Sense e Union Mare Veneto che certifica le operazioni di sanificazione e cura ai 150 chilometri del litorale veneto. Insieme al governatore gli assessori Caner e Calzavara. Oggi noi possiamo dire che abbiamo il litorale più lungo, più accessibile, più sostenibile e da oggi anche più sanificato non solo d'Italia ma a livello europeo. Quindi la parola d'ordine in Veneto è innovazione, noi cerchiamo di applicarla un po' in tutte le nostre aziende, no? Collaborando con i nostri imprenditori, ma possiamo parlare di innovazione anche tecnologica anche nel mondo del turismo. Quindi garantire che le vacanze sono sicure dal punto di vista del batterio zero è un bel messaggio che sono convinto che possa diventare un tratto distintivo delle spiagge del nostro Veneto e quindi dimostrare come non è un caso che le 32 milioni di presenze annue che facciamo in queste spiagge attestino la leadership a livello internazionale del modello Veneto. Si tratta di un protocollo unico nel suo genere in Italia con queste modalità. Un altro passo in avanti che premia il coordinamento tra le varie associazioni e gli operatori del settore. È importante veicolare questi contenuti di sicurezza proprio per far comprendere ai tanti ospiti italiani e stranieri che le spiagge del Veneto sono pronte, sono aperte ad accogliere tutti coloro che vorranno venire a trovarci e di offrire le nostre 10 meravigliose spiagge al più alto livello di sicurezza possibile. Un nuovo collegamento diretto fra Belluno e Venezia, mobilità integrata, treno più bus per le 3 cime di Lavaredo e il ritorno dei servizi intermodali verso le principali località turistiche venete. Sono le principali novità per il Veneto nell'orario estivo di Trenitalia, al via da domenica 13 giugno. A questi nuovi collegamenti si aggiungono oltre 580 treni regionali e 12 nuove frecce che collegheranno il Veneto con Roma, Ancona e Lecce. Per quanto riguarda l'offerta regionale, ogni giorno 15 collegamenti consentiranno di raggiungere Venezia da Belluno e viceversa senza cambi e con un risparmio di oltre 10 minuti sui tempi di viaggio. Ed ancora ogni 65 collegamenti fra la stazione di Mestre e il Lido di Jesolo. Con un unico biglietto i viaggiatori potranno scegliere fra 200 collegamenti al giorno garantiti da Trenitalia verso Mestre, da Padova e Chioggia e alle spiagge di Sottomarina. Con un unico biglietto acquistabile sui canali di vendita Trenitalia, da Padova vi saranno 60 collegamenti bus fra andata e ritorno. Ed ora torniamo a parlare della perdita di Michele Merlo, sconvolta ancora la comunità di Rosà, venerdì l'autopsia ed intanto il sindaco Bordignon ricorda il suo sorriso, ti comprava. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sul corpo di Michele Merlo, il cantautore 28enne di Rosà, morto domenica sera al Maggiore di Bologna, dove era ricoverato in rianimazione dopo l'intervento chirurgico a seguito di un'emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti dopo la denuncia dei genitori del giovane che hanno affidato il caso all'avvocato Dalben del Foro di Vicenza. Esigono chiarezza su una vicenda che ha molti lati ancora non chiari. Intanto tutta Rosà attende il ritorno a casa di Michele. Nessuna parola può esprimere quanto dolore c'è nel paese. Un ragazzo felice, un ragazzo che aveva un sorriso che ti comprava, un ragazzo soprattutto che aveva una passione, una voglia di vivere che la emanava solamente parlandogli assieme. Per cui è una perdita importante per la comunità stessa. Sono a contatto con il papà
giornalmente, stiamo lavorando, stiamo capendo un attimo anche per l'organizzazione delle funerali, per cui a breve avremo anche questo funerale che sicuramente verrà fatto in un luogo all'aperto, probabilmente un'area anche privata molto ampia per la gestione un po' di tutte le persone che vorranno portare l'ultimo saluto a Michele. E Paolo Bordignon lo ricorda così. È una persona squisita, aveva un sorriso, come dicevo prima, che ti comprava, e questo è il ricordo che voglio lasciare di Michele alla comunità. Ai piedi del Grappa monta la rabbia nei confronti dei giovani che hanno imbrattato il Ponte Vecchio, si pensa a punizioni esemplari. Sono imperdonabili. Ai piedi del Grappa monta la rabbia nei confronti dei giovani che sabato notte hanno imbrattato il Ponte Vecchio. Imperdonabili, come è incomprensibile e spregevole l'atto vandalico che hanno compiuto, così, senza motivo, per il solo gusto di rovinare la cosa pubblica. Ma quella cosa pubblica è il Ponte Vecchio, monumento nazionale, simbolo della città di Bassano, appena restituito alla comunità dopo un lungo e travagliato restauro, luogo dell'amore e degli innamorati e non di vandali senza scrupoli. Nessuna giustificazione per un simile gesto che raccoglie le dure parole anche del presidente Luca Zaia. Hanno fatto una cosa gravissima per come hanno trattato un monumento così importante per il Veneto. Questa è un'opera d'arte, è stata appena restaurata e non ci sono giustificazioni e penso che anche la miglior punizione sia un contrappasso dantesco, no? Inutile sta lì a pensare alla multa, ste robe, ma vengano accolti dagli alpini che sono una garanzia e facciano volontariato con gli alpini. Volontariato proprio sul Ponte Vecchio, questo propone il presidente Zaia. Potremmo dedicare questi ragazzi a fare il controllo sul ponte, imparerebbero magari bene la storia del ponte, fanno anche le guide al ponte e quindi spiegano la storia di questo ponte palladiano che è stato un travaglio il restauro e penso che gli alpini rappresentano i veri servizi sociali. E nel pensare a punizioni esemplari, qualcuno suggerisce di coinvolgerli direttamente nei lavori di ripristino e sistemazione delle parti di ponte imbrattate, in modo che possano capire la gravità del gesto che hanno compiuto. Direi il punto di partenza, perché è ovvio che devono sistemare dove è stato imbrattato, ma poi devono anche capire cosa hanno fatto, che ha un valore che non si può trascurare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Liliana Segre non avrà la cittadinanza onoraria di Arzignano. Sulla questione esplode la polemica. Liliana Segre, un simbolo, una donna con una storia importante da raccontare, da ricordare, perché non ci siano più olocausti, non ci siano più Shoah, orrori di ideologie assolutiste, antidemocratiche, violente. Oggi Liliana Segre ha ricevuto ripetuti riconoscimenti, l'ultimo è la cittadinanza onoraria di Vicenza e molte altre sono le onorificenze che giustamente ha raccolto in questi anni, ma non obbligatoriamente, non dappertutto. Arzignano, per esempio, ha scelto di non riconoscere la cittadinanza a Liliana Segre. La questione per noi è molto chiara. 1. Crediamo che la cittadinanza onoraria debba essere sempre legata in qualche modo alla città e non debba essere data solo per meriti universali, come oggi c'è scritto nel regolamento. Siamo pronti quindi a proporre il cambio del regolamento per evitare il proliferare di proposte non correlate in nessun modo con la nostra città. Queste le motivazioni che hanno portato a una scelta diversa. La cittadinanza onoraria va data a personaggi legati alla cittadina vicentina. Da questa vicenda però nasce uno spunto, realizzare un elenco dei deportati di Arzignano a cui sarebbe bello dedicare un monumento. Lo spunto della proposta ci dà l'opportunità di avviare la costruzione di un elenco dei deportati arzignanesi nei lager, cosa che ad oggi manca e diventa sicuramente una priorità amministrativa. I risparmi derivanti da minori oneri finanziari sui mutui contratti per la realizzazione del Mose pari a 538,42 milioni di euro saranno destinati al completamento e alla messa in esercizio dell'opera, interventi paesaggistici e ambientali e alle attività di manutenzione. L'ha deciso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile su proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, riprogrammando le risorse. Le imprese impiantistiche coinvolte
coinvolte nella realizzazione dell'opera non rinunceranno ai loro crediti pari a 26 milioni di euro, esprimendo in una nota contrarietà e rammarico nei confronti della proposta ricevuta da Comar, la società del Consorzio Venezia Nuova, committente dell'opera. La proposta è stata ufficialmente prospettata in questi giorni dal commissario liquidatore di Comar e dal Consorzio Venezia Nuova Massimo Miani alle principali imprese impiantistiche coinvolte nei contratti. E primo passaggio al Senato dell'iter che porterà ad una modifica in senso ambientalista della nostra Costituzione. Tra coloro che hanno partecipato alla scrittura del testo, il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Oggi è davvero una giornata storica. Abbiamo appena votato in aula al Senato la modifica della Costituzione per la tutela dell'ambiente in Costituzione. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, il Senato ha votato un'integrazione ad uno dei 12 articoli che all'inizio della Costituzione fissano i cosiddetti principi fondamentali. All'articolo 9, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, viene aggiunto il comma tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E ancora, la legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela degli animali. Il parlamentare veneziano Andrea Ferrazzi ha rappresentato i senatori del Partito Democratico nel comitato ristretto che ha scritto il testo. Andiamo a superare un gap che andava assolutamente colmato tra una consapevolezza sulla necessità di intervenire sull'ambiente e l'assenza nella Carta Costituzionale. Tuteliamo l'ambiente, tuteliamo la biodiversità, gli ecosistemi e poi con legge dello Stato tuteliamo anche gli animali nel rispetto degli interessi delle future generazioni. Questo è l'assetto cardine della riforma della Costituzione. L'articolo 9 non è l'unico ad essere riformato. All'articolo 41 la salute e l'ambiente vengono aggiunti agli ambiti contro i quali non può svolgersi l'iniziativa economica. Nel terzo comma dello stesso articolo, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, viene aggiunto e a fini ambientali. Il voto al Senato è il primo dei 4 passaggi necessari per completare la riforma. Ora dobbiamo chiudere l'iter legislativo anche alla Camera. Una modifica della Costituzione ha bisogno di tempi, ha bisogno di passaggi. Dobbiamo assolutamente assumerci tutto l'impegno per chiudere l'iter entro questa legislatura. Lo dobbiamo a noi, al lavoro fatto, ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli. Sarà un 13 giugno di rinascita e fratellanza corale, quella che i frati della Basilica si preparano a vivere nella festa di Sant'Antonio. 2 i momenti clou di questa giornata che sarà seguita in diretta dalle telecamere di Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. È il frate Antonio che guarisce, quello riprodotto nello straordinario dipinto simbolo del Giugno Antoniano 2021, che ritrae il miracolo con cui il santo riattaccò il piede al padovano Lorenzo, quello che sarà portato quest'anno lungo le vie e le acque della regione che lo ospitò in vita e dove il 13 giugno 1231 lo colse sorella morte. 2 straordinari pellegrinaggi delle reliquie di Antonio scandiranno il ritmo di una giornata di festa e rinascita in un momento ancora segnato dalla pandemia che le telecamere di Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, accompagneranno nelle vostre case, diventando strumento di quel miracolo che il mese di giugno ripete ogni anno, la gioiosa devozione in questo uomo santo vicino alla gente. La Basilica sarà aperta alle 5:30 del 13 giugno e con padre Oliviero Svanera, rettore e custode della memoria di Antonio, anche noi apriremo questo giorno di festa. In mattinata poi seguiremo la peregrinazio della Basilica della Salute a Venezia, da cui per la prima volta uscirà diretta al santo la reliquia dell'avambraccio di Antonio, lì custodita dal 1652. Accompagnata dal patriarca Francesco Moraglia, la reliquia viaggerà lungo il Canal Grande e poi via terra per toccare luoghi simbolo, l'ospedale all'Angelo e quello di Dolo, per poi arrivare a Padova sul sagrato della Basilica. Qui la reliquia resterà per 7 giorni. Nel primo pomeriggio la tradizionale statua processionale di Antonio uscirà per benedire i luoghi altamente simbolici di Padova. Il comando delle forze operative Nord, il carcere, la Camera di Commercio, il Comune, per rientrare per la celebrazione eucaristica delle 17.
Venezia unita a Padova dalla devozione in questo santo così amato dalla gente veneta e da tutto il mondo, in una solenne benedizione di salute che grazie ai frati e attraverso il lavoro degli uomini e delle donne del network Media Nord-Est potrà arrivare a quanti la desiderano. Una giornata di festa preceduta da una tappa del Giugno Antoniano, il concerto del pianista Giovanni Allevi dalla Basilica del Santo, trasmesso in diretta venerdì 11 a partire dalle 21 su Rete Veneta. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Nessuna novità rispetto ai giorni scorsi, anche nella giornata di giovedì 10 giugno a prevalere sarà il bel tempo, ma con qualche eccezione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente in mattinata sarà ampiamente soleggiato. Con il passare delle ore poi sarà possibile qualche addensamento e non si escludono degli acquazzoni sui settori montuosi. Attenzione perché qualche pioggia potrebbe raggiungere anche le pianure circostanti. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche in questo caso a seguire avremo dei rovesci, specie in montagna. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, diffusa instabilità al pomeriggio con precipitazioni frequenti, andrà meglio però al mattino. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.